Provato però soddisfatto e poi davanti alla regina, quindi Ok. Ma che sono ancora regina. Bobo, Hai sai, ancora perso il titolo. No, regina, sempre regina. Dimmi. sei provato? No, provato per cosa? Ho dormito un po', adesso un'oretta perché ne avevo bisogno, perché io penso di essere l'unico che ieri ha fatto 300 km, tra ieri e oggi per i seggi, 300 km, vuol dire che ho fatto 7 volte il giro di tutti i seggi. Ti aspettavi una forbice così grande col secondo? Onestamente. Beh, eravamo a 38, adesso sono a 33 e bisogna che rimanga tale. Beh dai, mancano 1000 voti. Vabbè, insomma, Dai, però... non essere scaramantico, tu non puoi essere scaramantico, uno sportivo No, deve essere... no, però proprio perché mi hanno messo la corona una volta e poi me l'hanno tolta. che bisogna sempre, quando c'è scritto parola fine, allora è finita. Adesso bisogna, non abbiamo vinto nulla, appunto. Però non c'avevi la regina la volta scorsa vicino. No. Però ho fatto una foto con la regina, la prima uscita, vero? Grande. Ciao. Un successo inaspettato o aspettato questo di Bobo che passa per primo al ballottaggio? Ci avevamo creduto un po' tutti sulla capacità di Bobo di essere ancora empatico con la cittadinanza, di poter colloquiare con tutti, contattare tutti. Poi insomma, intanto adesso, se i dati ufficiali confermano, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, ma bisogna giocare il secondo tempo e vincere la partita finale. Ecco, però quanto rammarico c'è di aver fatto due liste di centrodestra che poi che probabilmente avrebbe permesso un'unica lista, forse, sempre quel forse, al primo turno già fare il sindaco. Con i se e con i ma, sai, a une scrutinate è sempre facile fare poi considerazioni. Noi abbiamo anche sempre provato a lavorare perché il centrodestra sia unito, poi dopo quando ci sono delle posizioni abbastanza ferme su candidature è chiaro che poi... Intanto vi gustate questa vittoria? Intanto il primo tempo. Il primo tempo, grazie. Allora, Forza Italia ha presentato Bobo Barbuiani e Bobo Barbuiani è stato premiato. Abbiamo chiesto a Cortellazzo il rammarico di non aver fatto una lista unica col centrodestra. Perché? Questo è forse il più grande dispiacere, perché stasera staremo festeggiando il nuovo sindaco di Adria, perché poi questo dicono i numeri purtroppo. A volte ci sono personalismi che ci allontanano, ma speriamo che questi risultati ci servano da lezione, anche se altre volte poi abbiamo preso distanze da alcuni partiti del centrodestra. E certo è che la scelta è stata vincente, perché arrivare davanti al candidato sindaco uscente credo sia per Massimo un risultato strepitoso. La ferita del centrodestra è sanabile o cosa? Ma la ferita deve essere assolutamente sanabile, anche perché non ci sono motivi particolari per cui in questo momento non ci si ritrovi, anche perché l'obiettivo finale è sempre governare le città. Nell'interesse di Adria credo che anche Fratelli d'Italia vorrà partecipare alla vittoria finale. Angelo, responsabile della Lega ad Adria, è un successo aver sostenuto Bobo Barbuiani, anche a lei naturalmente il rammarico di aver fatto un'unica lista di centrodestra, però voi ci avete creduto molto. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, ci siamo rincontrati, ci siamo rimessi insieme, abbiamo lavorato bene per 5 anni, abbiamo lavorato bene anche prima con Massimo e con Federico, quindi siamo rimessi assieme per questo, abbiamo spinto, abbiamo fatto in modo di riuscire nell'intento. Il tutto comunque devo dire che grazie a Massimo, che è stato un cavallo vincente, perché effettivamente ha scovato nel territorio, è stato sempre presente lavorando ma veramente pancia a terra sul territorio. Il candidato passadore appoggerà voi sicuramente, secondo lei? Io penso di no. Addirittura? Io penso di no, perché... Questo è uno scoop, eh? No, mo ti dico perché, perché c'è stato un po' di astio in questo periodo, lei non è mai stata collaborativa, è sempre stato un po' di astio. Però vedremo come si comporterà, sicuramente ci appoggerà qualche altra lista che condivide i nostri valori e le nostre idee. Questo sulla passadora è uno sassolino che aveva nella scarpa. Sì, l'avevo, dovevo dirla, perché non sono una persona che riesce a tenersi dentro le note, quando devo dirla la dico.